Applicare contemporaneamente la tassa di sbarco e quella di soggiorno potrebbe non essere legale per il Comune di Venezia. Il dubbio è venuto al consigliere comunale PD Emanuele Rosteghin leggendo il testo dell'emendamento alla manovra che consente a Cafarsetti di introdurre la nuova imposta. Il Comune di Venezia, recita il testo della legge, è autorizzato ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Il provvedimento parla che la tassa di sbarco è alternativa per le norme di bilancio e quindi il Comune forse sarà chiamato a scegliere tra queste due alternative soluzioni. Questo vorrebbe dire che dal momento in cui questa tassa viene applicata avremo subito un buco di 35 milioni. Spero che si possa correggere la manovra perché altrimenti rischiamo che un provvedimento positivo possa essere un boomerang. La legge, nota Rosteghin, non parla di applicare solo una delle due tasse al singolo cittadino, ma di adottarne solo una nel bilancio comunale, che per il 2019 prevede un introito di 35 milioni dalla tassa di soggiorno. Se questa interpretazione dovesse rivelarsi quella corretta, il Comune si troverebbe a non poter più far pagare chi dorme a Venezia. Anche all'isola d'Elba, fa presente, esiste una tassa di sbarco e lì l'imposta di soggiorno non viene applicata. Forse va chiarita, spero che ci sia una giusta interpretazione per cui al Comune, oltre alla tassa di soggiorno, spetti anche la tassa di sbarco, ovviamente avendo attenzione che la stessa imposizione non possa finire sul stesso turista che o pagherà una o pagherà l'altra.